buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera Vox, buonasera Salvatore. Ciao ragazzi. Stasera abbiamo il percussionista per eccellenza del panorama partenopeo cantautoriale, non solo, anche etnico. E Vox, ci sei? Ci sono. Abbiamo nel frattempo una persona autorevole che è appunto Sasà Cosenza, è una persona che chissà cosa vuol dire percussioni sicuramente conosce, perché è una persona che ha fatto delle percussioni il proprio stile di vita, sa cosa vuol dire il ritmo, sa cosa vuol dire la musica, è qua per parlarci anche in quel linguaggio. Vedremo 2 o 3 pezzi suoi straordinari come sempre. Sì, da quanto ti sei sposato alla musica? È un po' di anni. Sempre e comunque nel genere etnico, hai mescolato generi, hai fatto un po' un excursus, cosa ti è capitato insomma nel periodo tuo musicale? Se hai mescolato diversi generi nella tua crescita musicale, se ti sei mantenuto su un genere specifico e quanti strumenti suoni, cioè quante percussioni hai Allora, io nasco come batterista negli anni 70, poi dalla batteria sono passato alle percussioni e via così, insomma. Poi ogni tanto mi diverto a scrivere testi per il sociale, ovviamente. E quindi c'è anche questa sensibilità al sociale, un portavoce del popolo, insomma, per certi versi. Sei una persona che si sente parte di un tessuto sociale con cui sei cresciuto e che ti ha fatto crescere, hai fatto crescere a tua volta con la tua musica. Io nasco come rocchettaro negli anni 70, sai, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jimi Hendrix. Poi man mano, insomma, si è evoluta la musica, ho fatto funky, soul, mediterraneo, molto mediterraneo. Quindi parli di Mediterraneo proprio perché sei profondamente E mediterraneo. quando mi chiedono di che nazionalità sono, io gli dico partenopeo. Ecco, sei partenopeo, infatti. Abbiamo incontrato ultimamente Gioia B. Io penso che tu la conosca molto bene. Io non a caso sono anche con Joe B. Ne approfitto per salutare Joe B e Teresa Moggi. Sasà, ho l'ok dalla regia, abbiamo un documento importante da mandare in onda. Prego, tanto e non penso fra mi non ho detto bella sta società si ne capito piena di chiacchiere non penso ma fosse buono tu fra e ne caíto frate. quindi cos'era? Chi era sto pezzo? Abbiamo visto c'è Ciccio Merolla, Sasà Cosenza, c'è questa risonanza, dicevi tu prima, no? Della musicalità partenopea molto calata nella società. Raccontaci. Il testo è mio e di Ciccio Merolla, la musica è Maurizio Fiordilisa e Sasà Cosenza, la voce femminile di Sonia Palmieri. Sasà, ti vedrei bene insieme a James Senese a fare un bel dialogo insieme a James. James è una persona del poco squisita. Musicalmente non si discute per niente, insomma, è poi una persona vera, pulita. L'intervento anche di Gioia B nell'altra diretta esclusiva, che ha celebrato Sasà come un grande strumentista, un grande uomo anche dal punto di vista umano, perché è nota anche, credo, la generosità, il buon cuore di questa persona anche nel contesto umano, insomma, oltre che artistico. Sasà, ci racconti l'esperienza con Enzo Gragnaniello? Perché abbiamo un video. Certo, Ecco, Enzo è un grande amico mio e infatti 6 anni fa lui ha cantato un mio brano, si chiama Mala Sorte, che parla sempre del sociale dei carceri.
siamo con mio popolo e Babilone. Parliamo e ci capiamo, Babilone. Oggi comunichiamo solo ca musica è l'anima, ca musica è l'anima, Babilone, Babilone, Babilone. Quando si nasce siamo tutti uguali, figli d'uomo ma non siamo tale quale. Che fortunata si può consolare, chi non tiene niente sa da solo arrangiare. A volte gira nessuno può sapere, forse il destino vada eterno chissà che. Chi sta buono è buono, chi sta male è malamente. Mo che sto attento non pensiero mi tormenta. Ma la sorte, ma perché stai qua con me? Come l'onda che stanotte, ma la sorte, ma perché? Ma la sorte, stai sempre attorno a me. Ma vattene fuori la porta, ma la sorte, ma perché? Chi stai qua con me? Mi faccia aperta la porta, ma la sorte esce fuori. Enzo Gragnaniello, Ciccio Merolla. Di nuovo Ciccio Merolla. Allora è un vizio collaborare con la gente brava, eh? Tutti i miei amici, musicisti. Infatti. Allora, Ciccio Merolla, Enzo Gragnaniello, Franco Del Prete, Vittorio Rio alla batteria, Roberto D'Aquino al basso, Massimo Tambero alle tastiere, Maurizio alle chitarre, io alla batteria. Il testo e musica è mia e di Maurizio Protista e Carlo Faiello. Ragazzi, per chi non conoscesse, al di là che sono tutti nomi autorevoli, perché sono tutti nomi autorevoli. Il violino, scusami, ho mancato una persona importantissima, non che gli altri non lo sono. Lino Cannavacciuolo al violino. Lino Cannavacciuolo è il top del violinismo mondiale. Carlo Faiello, per i pochi che lo sanno, ha scritto negli anni 80, negli anni 90, negli anni 2000 per Roberto Murolo, esponente della nuova compagnia di canto popolare, scrivendo testi, musica. Esattamente, io e Carlo ci conosciamo dal 1973, un po' di tempo fa. Il secondo gruppo che ho fatto io l'ho fatto con Carlo Faiello. Io ero presidente della commissione spettacolo al comune di Napoli. Sasà ogni tanto lo incontravo in compagnia di altri artisti, tra i quali quelli che abbiamo nominato: Enzo Gragnaniello, Ciccio Merolla, Lino Cannavacciuolo, Carlo Faiello, Lina Sastri, gli amici degli anni 70-80, va. Qualcuno pure dell'80, del 90, dai. Vittorio Riva, per esempio, Vittorio Riva è molto più piccolo di me, Roberto D'Aquino, Maurizio Fiordirisio. Vittorio Riva lo conosco benissimo e me lo presento Marco Zurzolo, un altro grande. E Del Prete in questo pezzo, Franco Buonanima? Franco fa la voce finale, se l'hai ascoltata. Non l'ho riconosciuta, pensavo fosse la tua. Fa la voce finale e mi commuove sempre quando lo sento. Franco Del Prete è stato un'icona insieme a qualcuno che Franco come persona era squisito, come musicista non si discute, quindi abbiamo perso un bel pezzo di Napoli. Sei partito un po' dal rock, da quello che era l'elemento giovanile, e poi ti sei ricollegato anche alla tua patria partenopea e a tutta la cultura musicale. Certo. In tema ti voglio dire che noi il 26 novembre stiamo al Piccolo però io faccio il percussionista, Special Gates con i Sob. Il 26 novembre al Piccolo è un grande bel spettacolo, tutti i pezzi del 500 e 600 napoletano rifatti rock progressivo.
Ah, quindi è un po' un mix interessante, è un po' un qualcosa che riporta l'attenzione. È un po' impegnativo, ma molto 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 bello. Beh, ma è per quello che hanno chiamato te, perché te ormai sei un po' una 4x4 delle percussioni, quindi vai su tutti i generi, riesci a spaziare e a trasmettere anche Certo, a, sì. a Hai livello, ragione. diciamo, interiore, no? Hai ragione, Fox. Hai ragione, io sono, diciamo, sono double fast. È questo che ci piace. Riesco a fare il popolare, come riesco a fare il pop, come riesco a fare il rock e come riesco a fare il blues. Sono double fast. Nu fatta strana canta, poi spiegando a sto tempo che ti voglia racconta bla 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 bla, dare miseria e nobiltà, tutto al nord e al sud che resta a guardare, per fronteggiare sto dislivello forte che c'è sta, oh mamma mia, è nato clandere qua qua e pippiurà. Qualcosa sta per arrivare, che stia croce, e a me sta portando giù. Arriverà colui che ti prometterà, arriverà la faccia santa pangana, arriverà o tempo che non può fermare, che stia croce, e a me sta portando giù. Man nord-sud, miseria e nobiltà, suonata nel 2015 e 2005, scusami. Allora, la batteria io, gli arrangiamenti Maurizio Federise io, basso Roberto D'Aquino, piano Lino Pariota, la corista di Maria Nazionale e poi vabbè, e lo studio è sempre la saletta sound di Guido Cusano a Bagnoli. Marchio di garanzia, Sasà Cosenza è un marchio di garanzia. È L'ho come si detto dice. all'inizio, è bravo lui e c'ha il vizio di collaborare con artisti di qualità, quindi insomma Ho quando... questo piccolo vizietto, diciamo. Fox, Domì, è stata una cosa stupenda, la dobbiamo ripetere ovviamente, ci stanno ancora altri brani da ascoltare e da commentare. Io non so come ringraziarvi. Noi, perché ci ha no, portato al bar con te, noi ti ringraziamo perché ci ha portato al bar con te. Io direi, esatto. Giando, tu hai la fortuna di poterlo fare anche fisicamente. Io un caffè con certo, Sasà lo prenderei di nuovo. Perché ricordiamoci ragazzi che la prima percussione che suona Sasà è il cuore. Ciao Fox, alla prossima. Bene, alla prossima a te, ciao. Ciao da noi. Regia sigla. Diretta esclusiva con Sasà Cosenza su Ancoradio.